Vogliamo rivolgerci adesso alla parola del Signore. Questa mattina mediteremo un passo che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, dal versetto 14. Vogliamo presentare al Signore il nostro cuore perché possa ricevere la sua parola, e questa mattina parleremo della volontà forte di Cristo Gesù, che quando si inserisce, diciamo così, nella nostra vita, rimane sempre colui che è il più forte, e questo ci deve incoraggiare a confidare nel Signore in ogni maniera. Leggeremo quindi nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, dal versetto 14 al versetto 29. Marco, capitolo 9, dal versetto 14, dice così la parola del Signore. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: «Di che cosa discutete con loro?» Uno della folla gli rispose: «Maestro, ho condotto da te mio figlio, che ha uno spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti, rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto». Gesù disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Egli disse: «Dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù: «Dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede». Subito il padre del bambino esclamò: «Io credo. Vieni in aiuto alla mia incredulità». Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più». Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?» Egli disse loro: «Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera». Fino a qui il nostro testo, questa storia della liberazione di un bambino indemoniato, una situazione particolare, una situazione che ci fa anche fare delle domande. Come ha potuto questo bambino trovarsi in questa condizione di legame spirituale sin dalla sua infanzia? È una situazione che parte dal caos. Gesù era sul monte con 3 discepoli e sta scendendo giù, e mentre scende vede un assembramento di persone, vede i discepoli che erano rimasti sotto con i farisei e la folla che discutono tra di loro, e questo padre con questo bambino indemoniato. Immagino anche
lo smarrimento di questo bambino, che sembra non avere manifestazioni demoniache in questa situazione, le avrà poco dopo, quando Gesù prenderà autorità su di lui. Quindi una situazione di caos, di disordine, di mancanza di serenità, di mancanza di punti di riferimento. E questo è quello che vede Gesù all'inizio. Mi sembra che tante volte sia la situazione in cui Gesù trova la nostra vita quando noi lo invochiamo, quando ci sono delle vite distrutte che invocano il nome del Signore, e il Signore trova delle situazioni devastanti, delle situazioni di grande caos. Ma ringraziamo il Signore che questa mattina c'è colui che è capace di mettere ordine, c'è colui che è capace di dare pace al cuore. E noi dobbiamo realizzare che nel Signore possiamo sperimentare ogni benedizione che viene dal cielo. Il Signore vuole esaudire le nostre preghiere, il Signore vuole appianare ogni sentiero tortuoso, il Signore vuole rimuovere ogni ostacolo che ci impedisce di avere quella pace che Lui può dare, perché Lui è venuto per dare pace, pace al cuore. La vuole dare ai Suoi figliuoli, la vuole dare a tutti quelli che ancora non lo conoscono e sono pronti a invocarlo sinceramente, perché Lui è venuto proprio per questo, per darci quella pace che noi non avevamo, della pace che viene soltanto quando si fa pace con Dio. A volte però i problemi che affrontiamo sembrano così gravi, così irrisolvibili, che quasi perdiamo le speranze e dentro di noi si crea nel cuore una situazione come questa che Gesù incontrò scendendo dal monte, di grande confusione, una situazione di liti, di discussioni, una folla che grida, che discute, senza concludere nulla però. E questo è quello che avviene nella nostra vita quando non c'è Gesù. Questo testo più volte ripete un verbo, gridare. Grida il bambino, o meglio il demonio che era in quel bambino, grida la folla mentre discute coi discepoli, grida il padre. Questo gridare dà l'idea di chi non ha soluzioni e quindi si affanna alzando la voce disperatamente. Quando non c'è Gesù c'è confusione, ci sono grida, ci sono tentativi vani di trovare una strada da seguire, ma è tutto inutile e ogni nostra volontà risulta fallimentare perché noi non abbiamo alcuna soluzione capace di darci quelle risposte definitive che stiamo tanto cercando. Ma c'è una bella notizia questa mattina: Gesù è sceso dal monte. Gesù è in mezzo a noi ed ha la volontà di operare. Molti parlano di Dio come di un Dio lontano, molto più in alto di un monte, un Dio che si trova nel cielo e si disinteressa degli affari delle persone. Ma noi siamo venuti alla conoscenza della verità e la verità è che Gesù non è lontano, Dio non è indifferente e questa figura di un Gesù che discende dal monte, arriva fino al basso dove c'è questa situazione di confusione, deve consolare il nostro cuore questa mattina. Gesù è qui, Gesù è pronto a operare, Lui ha la volontà di operare, Lui desidera intervenire, Lui pone delle domande, Lui ci interroga perché vuole che la nostra vita lo incontri in un modo efficace. Parliamo di Gesù. La Chiesa è chiamata ad annunciare il nome di Gesù. Non è una favola quella che raccontiamo, è la nostra esperienza. Noi abbiamo incontrato il Salvatore e siamo chiamati ad annunciare un Gesù con la nostra testimonianza, con le nostre azioni, con la nostra predicazione. Siamo chiamati ad annunciare il nome glorioso di Gesù, perché solo Gesù può dare le risposte. Soltanto Gesù ci può indicare la via da seguire, soltanto Gesù può risolvere i nostri problemi. E solo Lui ha una volontà forte che è capace di superare ogni difficoltà, ogni ostacolo. E se questa mattina c'è qualcuno che è abbattuto perché non vede soluzione alle sue difficoltà, questa mattina noi vogliamo annunciare che Gesù ha una volontà forte, più forte
forte di ogni altra volontà, più forte di ogni altro problema. Di fronte all'impossibilità di un padre supplicante che rivela tutti i suoi limiti, Gesù può ancora guarire e risolvere. Non c'è dichiarazione di impotenza che può scoraggiare il nome del Signore. Non c'è alcuna dichiarazione di incapacità che possa scoraggiare il Signore dall'intervenire. Anche quando il padre, quindi il genitore, la persona più legata emotivamente, la persona che più di un altro rispetto a un figlio sarebbe disposta a donare la propria vita stessa, anche quando un genitore dichiara sconfitta, dichiara che si deve fermare, che non può più fare nulla, davanti a questo padre supplicante che dice a Gesù: io amo mio figlio ma non posso fare nulla, non posso risolvere la sua situazione, non posso cambiare le circostanze, vorrei farlo, vorrei spendere le migliori parole, vorrei usare le maggiori risorse per risolvere questo problema, ma non posso fare niente per mio figlio, non posso fare niente per mia figlia, non posso cambiare le circostanze. Davanti a questa dichiarazione di un padre supplicante che non può fare nulla, Gesù può ancora fare ogni cosa. Se anche la volontà del Padre è limitata, del Padre terreno di questa storia è limitata, la volontà di Gesù può ancora arrivare a guarire e a risolvere. Ci sono delle situazioni che noi non possiamo cambiare con le nostre forze e forse vorremmo con tutto il cuore che le cose cambiassero, ma sembrano davvero più grandi di noi. Tante volte ho ascoltato parole di genitori che vivono situazioni nelle case veramente irrisolvibili, situazioni di violenza, situazioni di tradimenti, situazioni di disonestà, situazioni di dipendenze. Ci sono delle situazioni che davvero diventano più grandi di noi. E davanti a quelle situazioni forse abbiamo gridato, ci siamo affannati, abbiamo discusso con le persone, abbiamo cercato soluzioni a destra e a sinistra, ma l'unica soluzione ce l'ha Gesù. E se anche noi diciamo che tutta la nostra buona volontà non arriva a nulla, la volontà del Signore è più forte e Lui può ancora risolvere, Lui può ancora guarire, Lui può ancora dare una nuova vita, Lui può ancora dare quella parola risolutiva. Gesù può ancora fare ogni cosa. Quel padre fece bene a rivolgersi a Gesù e noi faremmo bene a rivolgerci a Gesù. Non serve a nulla gridare con gli altri, non serve a nulla scoraggiarci, non serve a nulla alzare la voce verso il cielo senza sapere che cosa stiamo dicendo. Invece è buono, invece è la cosa migliore ed è l'unica cosa che possiamo fare, andare a colui che ha la volontà forte, andare a Gesù, perché Lui può ancora fare ogni cosa. Gesù si interessò, Gesù parlò con questo padre. Certo, questo padre che non conosceva chi era Gesù pienamente disse: ma tu se puoi, e il testo dice: nella tua misericordia fa qualcosa, se puoi. E Gesù gli disse: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Vogliamo credere in Gesù questa mattina? Quante volte la nostra vita si è trovata in un vicolo cieco, ma poi abbiamo visto Gesù che è colui che abbatte i muri e quel vicolo cieco è diventata una strada che si poteva di nuovo percorrere. Quante volte la nostra vita è arrivata a farci emettere l'ultimo grido, poi non avevamo più voce perché eravamo stanchi di ogni cosa. Gesù può ancora guarire l'anima, guarire il corpo, guarire le famiglie, guarire le situazioni. Gesù può ancora fare ogni cosa. Di fronte alle mancanze dei discepoli, di discepoli che si sono rivelati immaturi, Gesù è pronto a intervenire. Quando leggiamo questa storia, anche negli altri Vangeli, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, in tutte queste
queste versioni, Gesù, spiegando alla fine, quando i discepoli lo interrogano perché loro non erano riusciti a liberare quel bambino dal demonio, mentre lui sì, Gesù mette in stretto collegamento la fede con la preghiera. Se voi aveste fede, e poi dice questo spirito immondo si toglie, può essere scacciato soltanto per mezzo della preghiera. La nostra fede è mostrata da quanto e da come preghiamo. E in questo i discepoli si erano rivelati estremamente immaturi. Che cosa avevano fatto questi discepoli? Questo padre era andato a loro perché il figlio fosse liberato. E quando Gesù scende, li trova che non stavano pregando per questo bambino, non stavano esercitando la loro fede verso Dio, quindi invocando il nome del Signore con certezza di fede. No, mentre Gesù scende li trova che sono lì che discutono, sono lì che dibattono. Quante volte ci siamo messi a discutere, a controbattere il verso migliore per convincere la mia posizione rispetto alla tua? Quante volte ci siamo messi a questionare con le persone sul perché quello spirito immondo era entrato in quella persona, sul perché quella situazione è accaduta, e siamo lì a discutere. E Gesù in qualche modo dà una lezione dura ai discepoli. Guardate che quando ci sono dei problemi, la fede che viene esercitata e si esercita per mezzo della preghiera, che vi fa arrivare all'esaudimento divino. Perché quando c'è un bisogno per cui si chiede l'intervento del Signore, allora noi stiamo dicendo che abbiamo bisogno di invocare il Signore perché intervenga. Non abbiamo bisogno di argomentare. Che cosa ce ne facciamo? Delle persone che dicono hai ragione, tu hai scelto la via giusta, quando poi il demonio rimane in quel bambino, quando ancora le situazioni rimangono in casa nostra. A che cosa serve discutere? A che cosa serve che ci diano ragione o che ci diano torto? Non serve a nulla. E Gesù è venuto per liberare. Proprio ieri nella riunione giovanile è stato citato un verso che ha toccato il mio cuore. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E noi vogliamo andare al Signore perché Lui è l'unico che può intervenire. Ma ci consola un fatto, che anche quando ci dimostriamo immaturi spiritualmente, anche quando la nostra volontà non corrisponde alla volontà divina, anche quando la nostra volontà non è la volontà davvero di risolvere un problema, non è la volontà mossa dalla compassione, ma è la volontà di assecondare il nostro pensiero, è la volontà di far prevalere la nostra posizione, anche davanti a una posizione di immaturità. Noi abbiamo un Dio così misericordioso che ancora è disposto e pronto a intervenire. Gesù non disse in quella circostanza: visto che vi siete dimostrati immaturi, avete fallito, ora tenetevi il problema. Dio è misericordioso e Gesù, nonostante l'immaturità dei discepoli, anche quando anche noi stessi falliamo e non comprendiamo di essere in errore, Gesù continua a essere un Dio di grazia, perché Gesù sapeva che il punto della situazione non era far emergere l'errore dei discepoli per dare una lezioncina a loro, ma c'era un bambino che era nel bisogno, doveva essere liberato, e quindi il Signore non si mette a dire siete immaturi, ora pagate il prezzo della vostra immaturità. No, Gesù interviene in favore di questo bambino. Nonostante l'immaturità dei discepoli, lui continua ad avere una volontà più forte, perché vuole raggiungere i cuori di quelli che hanno bisogno di lui. E Gesù non fallisce, questa è la bella notizia per noi. Gesù non fallisce, dove i discepoli immaturi, dove noi immaturi falliamo nelle nostre soluzioni, nelle nostre argomentazioni, Gesù interviene con potenza, non delude e opera. Caro amico, vai a Gesù, fratello, sorella. Deponiamo le nostre posizioni e andiamo al Signore, che sì, ci dirà che siamo stati immaturi, abbiamo sbagliato, dobbiamo crescere nelle sue vie, dobbiamo conoscerlo di più, ma non per questo dirà arrangiatevi. Lui continuerà a essere in nostro favore, continuerà a intervenire e non fallirà. Lì dove noi abbiamo fallito, Lui non fallirà, perché è il Signore.
e noi vogliamo dare la gloria a Lui, perché è pronto a intervenire, è intervenuto in favore di questo bambino. Nonostante l'immaturità dei discepoli, interverrà in nostro favore e noi cresceremo nelle sue vie. E di fronte alla volontà malvagia del demonio, Gesù ha ancora ogni autorità. Se noi leggiamo questo testo, c'è l'impressione, così ci dice l'Evangelista, la mette in questo modo, ci fa capire che dopo l'ordine di Gesù, lo spirito immondo sembra per un attimo prendere più forza. Il testo originale dice, lo spirito nel verso 26, gridando e straziandolo forte, straziandolo violentemente, scuotendolo forte, molto, dice il testo, uscì. Sembra quasi che quando Gesù ordina, invece di vedere subito la liberazione, questo demonio prenda più forza, inizi a gridare, mentre prima forse era silente, mentre era lì che lasciava tranquillo quel bambino. Quando Gesù prende autorità, questo demonio che il padre aveva già descritto, che aveva buttato in passato questo bambino nel fuoco e poi nell'acqua per distruggere il corpo di questa povera di questo povero figlio, ecco, qui sembra che si risvegli e voglia dimostrare a Gesù di avere ancora tutta la forza, tutta la violenza, che la volontà del demonio possa fronteggiare la potenza del nostro Signore. Ed evidentemente non voleva lasciare questo ragazzo, ma davanti alla volontà, se volete, spaventosa, violenta del demonio, malvagia, Gesù continua a avere una volontà più forte. Gesù ha ancora ogni autorità. E davanti alla parola di Dio, davanti alla parola di Cristo, non c'è demonio, non c'è uomo, non c'è situazione, non c'è ostacolo che possa opporsi. Noi a volte pensiamo che il colpo di coda, l'ultimo grido del demonio, il vedere ingrandirsi il problema invece di risolversi sia un atto di forza che ci deve scoraggiare. Invece avviene sempre come è avvenuto in questa storia. È proprio il grido di disperazione di chi è sconfitto. Quel demonio non stava gridando perché era più forte, stava gridando perché aveva capito che la parola di Cristo l'aveva raggiunto e lui doveva sottomettersi a quella parola e doveva quindi lasciare quel bambino. Se Dio ha parlato in nostro favore, non lasciamoci spaventare dalla tempesta che sembra momentaneamente infuriare più forte, non lasciamoci spaventare da un nemico che prova a gridare per l'ultima volta, cercando di convincerci che ha ancora ogni potere. In realtà il nemico è sconfitto, se Gesù parla il nemico è sconfitto. La morte stessa è stata sconfitta da Gesù sulla croce. E quindi se noi abbiamo udito la parola di Gesù, se abbiamo posto fede nella parola di Gesù, non c'è volontà più forte di Lui, non c'è volontà più forte della parola di Cristo. Nessun nostro problema, nessun peccato, niente può essere più forte di Gesù. E Lui ha parlato per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi non ci scoraggiamo. Quindi non ci abbattiamo, continuiamo a credere che in Gesù siamo sempre vincitori, andiamo a Lui per la nostra salvezza. Se qualcuno si sente legato dal peccato, se qualcuno si sente schiacciato dai propri fallimenti, vada al Signore, perché una parola del Signore è più forte di ogni nostro impedimento. Vogliamo andare al Signore per la salvezza dei nostri figli, vogliamo continuare a intercedere, perché come quel padre trovò la salvezza di suo figlio in Gesù, nonostante la situazione diceva tutto il contrario, i discepoli fallimentari, gli scribi contestatori, lui piuttosto incredulo, il demonio che si scatenava di più, nonostante tutte queste cose, alla fine quel figlio fu liberato. Quante storie noi abbiamo ascoltato, quante testimonianze.
Quante storie di vittoria personale abbiamo avuto. Ognuno di noi le ricordi alla sua mente, le riporti alla memoria. Quante volte ci eravamo scoraggiati perché sembrava che fossimo sconfitti e invece Gesù ha vinto per noi. Andiamo al Signore con tutto il cuore. Noi riceveremo l'esaudimento delle nostre preghiere, non per i nostri meriti, non per le nostre capacità, ma perché Gesù ha la volontà più forte e Lui rimane per noi. Fratelli, così incoraggiati, continuiamo a confidare nel Signore. Dio ci benedica.